Alla fine quali sono i materiali che usate maggiormente nella vostra produzione? Perché gli astucci una volta li prendi in mano ma non sa nemmeno di che cosa sono fatti. Lei ha detto plastica, ma non solo plastica. Sì, la fortuna di fare astucci è esattamente corrisposta dalla tipologia di materiali che vengono utilizzati. Mi spiego meglio. Oggi noi siamo in grado di lavorare e quindi siamo attrezzati con macchinari adeguati dall'iniezione plastica, che è un pochino il nostro forte, fino alla lavorazione della pelle. E quindi abbiamo un insieme di macchinari, un insieme di sistemi produttivi che abbracciano veramente moltissimi settori, perché noi siamo in grado quindi di trattare e di lavorare il ferro, la lamiera, di deformarla, di imbutirla fino a spaccare una pelle e trattarla come se dovessimo fare un portafoglio di elevata qualità. Quindi l'insieme di tutte queste specializzazioni ci dà la possibilità di affrontare un mercato e dare una risposta al mercato dell'astucceria un po' per tutta la clientela più esigente e la clientela invece meno esigente.